Vai. Buongiorno amici, stiamo lavorando per la nuova edizione di Agente 0010. Come vedete siamo in redazione, stiamo analizzando le varie segnalazioni che ci sono arrivate. Però ce n'è una in particolare che abbiamo ricevuto questa mattina, abbiamo ricevuto anche tantissime telefonate, quindi ci siamo sentiti di amici. Io e Giampaolo in dovere di fare un video straordinario, quindi perdonateci per la qualità delle immagini, per la qualità dell'audio, perché stiamo usando il telefonino, quindi mezzi di fortuna. Una truffa che si sta consumando qua in Sardegna. Gli addetti ai lavori la chiamano voice phishing. È una truffa che viaggia sulla rete internet e sulla rete cellulare, attraverso la quale vengono ingannate ignare persone, ignari cittadini. Questa è una truffa che si concretizza principalmente attraverso l'invio di SMS o di email. Email e SMS che apparentemente sembrerebbero inviate dal vostro istituto di credito, ma in realtà non vengono assolutamente inviate dal vostro istituto quando di credito. cliccate questo SMS, questi link, in automatico parte una chiamata, dall'altra parte vi risponde un operatore gentilissimo che sembra veramente un dipendente della banca, ma non è un dipendente della banca, è un grande truffatore, è proprio un'associazione a delinquere di persone organizzata benissimo, dove a quel punto vi chiedono dei codici personali riservati. Sì, perché il loro scopo è quello di farsi dire quelli che sono i vostri codici personali, il vostro codice PIN, quello di accesso all'home banking, quello che vi permette di poter fare le operazioni, di poter fare i bonifici, di poter fare i pagamenti. Ed è qui che scatta proprio la truffa vera e propria. Perché? Perché queste persone esordiscono dicendo: guardi, siamo della banca e c'è una truffa in atto, noi abbiamo bisogno dei vostri dati, dei vostri codici personali per bloccare la truffa. In realtà sono loro i truffatori. Dunque, da quel momento in poi, una volta che voi date i codici personali, vi svuotano il conto, cioè vi portano via tutto. Quindi l'appello che vi facciamo è: non date i vostri codici personali a nessuno, Anche perché la banca, perdonami Gianni, la banca nel contratto, quando voi andate a aprite un conto corrente, c'è scritto, anche se in piccolo, che i codici personali non vanno dati a nessuno, neanche ai dipendenti della banca. La banca, state tranquilli, che se c'è qualche problema non vi chiama per telefono, non vi chiede i codici per telefono, ma vi convoca. E neanche in quella circostanza vi chiede i vostri codici personali. Anche perché che senso avrebbe per la banca avere i codici personali se visualizzano il vostro stato di salute del conto corrente? Mi raccomando, divulgate, perché il video, diciamo che circa 50 minuti fa è l'ultima telefonata. La truffa si è verificata a Olbia, si è verificata a Tempio, si sono verificate a Cagliari e hanno svuotato completamente il conto. Avete capito? Cioè zero. Tra l'altro la banca non vi rimborsa niente perché siete stati voi incautamente aver dato i codici personali. Quindi quasi si potrebbe ipotizzare come un reato di complicità, ma anche se non c'è. No, il problema è che la banca te lo vieta di dare degli estremi per telefono. Dunque, quei soldi, cari telespettatori, non vi saranno rimborsati. Non c'è nessuna assicurazione che vi copre. Dunque, l'unica cosa che può fare la banca è quella di bloccare questo denaro nel conto dove è andato se non l'hanno speso del tutto. Dunque, mi raccomando, avvisate tutti, è in atto, cioè in questo momento. Ci rivolgiamo prevalentemente agli anziani, che sono quelle categorie ma non solo più gli anziani, deboli, ma non solo gli anziani. I nostri amici, ahimè, due amici, che sono molto svegli tra l'altro, presi dal panico proprio da questa telefonata: guardi, c'è una truffa in atto, ci dia gli estremi perché così blocchiamo, Invece d'altra parte erano i truffatori. Mi raccomando, avvisate tutti, non cliccate, non rispondete, non date i codici personali a nessuno. Con questo Giampaolo Barcellonetta e Gianni Caredupanu vi salutano. Continuate a mandarci le segnalazioni, noi siamo sempre a vostra disposizione, a fianco dei più deboli. Ciao.